Buongiorno, buongiorno. È il giorno della richiesta dell'ergastolo per Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. Vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto, omicidio Cecchettin, la richiesta del PM. Il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per il giovane assassino di Giulia, e nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne è cominciata questa terza udienza del processo a Filippo Turetta. Vediamo in diretta le immagini dall'aula. C'è un momento di sospensione, ma siamo in diretta pronti a sentire le dichiarazioni degli avvocati e del pubblico ministero. Turetta è presente anche oggi nell'aula della Corte d'Assise di Venezia, è la terza udienza, l'ultima era anche quella volta presente. Il PM Andrea Petroni ha tenuto la requisitoria, a seguire parleranno le parti civili che tutelano padre, fratello e sorella di Giulia, nonché nonna e zio. Vediamo sempre comunque le immagini. Non è invece presente oggi Gino Cecchettin. Turetta era comparso per la prima volta davanti ai giudici il 28 ottobre scorso per essere interrogato. I capi di imputazione sono pesanti: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dall'efferatezza, a cui si aggiungono stalking, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi continuato, che potrebbero comportare una condanna all'ergastolo. La sentenza, una volta sentita l'arringa della difesa, è prevista per il 3 dicembre prossimo. Il fratello di Turetta ha parlato per la prima volta ai microfoni di una trasmissione Mediaset. Non lo sa nessuno cosa gli sia passato per la testa, ha detto. Neanche io, quando l'ho visto in carcere, non ho parlato di quello che è successo. Io gli ho parlato da fratello a fratello e gli ho chiesto come stava. Lui è mio fratello, non mi interessa di quello che è successo, punto. Questa è una parte delle sue dichiarazioni. Intanto a Padova numerose iniziative per il 25 novembre, dai gazebo informativi davanti a Palazzo Moroni al rumore alle 16:30, sempre lungo il listone, per poi finire con il corteo femminista organizzato dall'associazione Non Una di Meno. Dovremmo vedere adesso una lanciata. Chiedo alla regia, ci sono Renato Capoia e Andrea Basso. Sentiamo queste dichiarazioni. Sentiamo. Il rapporto tra Giulia Cecchettin e l'imputato era caratterizzato da una forte pressione di quest'ultimo per un controllo della persona offesa, per un controllo delle sue frequentazioni, delle sue amicizie, delle sue uscite. E quindi io ritengo che questo altro non sia che l'ultimo di quegli atti che abbiamo ricostruito nel corso dei mesi precedenti. Sono ben conscio che dopo questo evento la persona offesa continuerà a utilizzare il cellulare e anche a messaggiare con la sorella, ma ciò nonostante ritengo che l'azione di controllo passasse piuttosto per il controllo del contenuto e non necessariamente con una vera e propria inibizione di accesso al telefono, perché l'imputato doveva conoscere, doveva sapere. Allora, questo era il pubblico ministero che stava parlando appunto faceva le dichiarazioni che hanno preceduto la richiesta dell'ergastolo dopo la requisitoria. Ovviamente ci sono state molte altre vittime in Italia per femminicidi. In Veneto, pensate, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, altre 5 donne sono state uccise. La Nuova Venezia con Paolo Cagnana ha ricostruito questi 5 delitti. Vediamo. In quanto donne, perché questa è la violenza di genere, questa è la definizione di femminicidio, e anche quest'anno registriamo diversi casi in Veneto, troppi, anche uno sarebbe troppo, ve li raccontiamo adesso qui.
50 coltellate, così è morta Sara Burattina, 41 anni, la mattina del 27 febbraio del 2024. A ucciderla l'ex compagno, Alberto Pittarello, 39 anni. La coppia era in crisi da qualche tempo e la donna si era trasferita nella casa che vedete alle mie spalle, quella della madre. L'uomo l'ha contattata la mattina del delitto e le ha detto che voleva consegnarle un motorino da regalare alla figlia adolescente. La donna ha consentito, gli ha dato appuntamento e così, mentre lei si dirigeva verso questo ricovero attrezzi dove avrebbe dovuto lasciare il motorino, l'uomo alle sue spalle con un coltello da escursionismo l'ha colpita per 50 volte, non lasciandole scampo. Fin da subito Alberto Pittarello si è reso irreperibile, ma i carabinieri si sono messi sulle sue tracce. L'ipotesi fin da subito è stata quella del femminicidio. Dopo 2 giorni il corpo dell'uomo è stato trovato nel suo furgone, inabissato nel Bacchiglione, a poca distanza da qui, in località Camolin. Subito dopo aver ucciso l'ex compagna si è infatti diretto verso l'argine e si è lanciato con il furgone dentro all'acqua. I vigili del fuoco dopo 2 giorni hanno trovato sia il furgone che il corpo dell'uomo. Un messaggio è stato lasciato ad un amico poco prima del gesto e Pittarello gli scriveva come va, l'amico gli rispondeva sono al lavoro e poi più nulla. Forse un momento di pentimento, questo non lo sapremo mai. Anche il fascicolo si è chiuso immediatamente in procura per morte del reo. Vanessa Ballan, 26 anni, madre di un bambino e incinta di 2 mesi, muore il 19 dicembre dello scorso anno, proprio qui, dietro a noi, in questa casa, nel salotto di casa sua. Siamo a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il suo presunto assassino è l'ex amante Bouchard Fandai, di 41 anni, che il giorno dell'omicidio la colpirà con 8 coltellate, di cui una mortale. Il femminicidio di Vanessa Ballan è il primo che segue la tragica vicenda di Giulia Cecchettin. Allora ci fermiamo qui un attimo con la storia delle vittime di femminicidio. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori che sta seguendo il processo a Filippo Turetta che è giunto alla terza udienza. A te Ilaria. Allora, caso... C'è Fois o no? Vabbè, e Ilaria è bloccata anche quella? È bloccata da Venezia? Allora sentiamola. Vai Ilaria, sei in diretta? Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. 10 minuti di pausa prima di continuare con quella che è la terza udienza nel processo a Filippo Turetta. È iniziato alle 9:30 e finora con la requisitoria dell'accusa del PM Andrea Petroni, che si è conclusa 5 minuti fa con la richiesta dell'ergastolo senza l'isolamento diurno per Filippo Turetta, che tra l'altro questa mattina è in aula, è sempre stato a testa bassa, ha ascoltato tutte quelle che sono state le motivazioni portate appunto dal PM, non si è mai mosso. Dunque questa la richiesta. Ora quando si tornerà in aula a brevissimo sarà il momento delle parti civili, sentiremo che cosa avranno da dire e con tutta probabilità domani invece sarà il giorno dell'avvocato di Filippo Turetta, Caruso. Nella sua requisitoria questa mattina il PM Petroni ovviamente ha ripercorso tutte quelle che sono state le tappe sia della relazione tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, sia poi ovviamente tutte le tappe anche portando tutti gli orari del giorno dell'omicidio e poi della conseguente fuga di Turetta. Però poi quando ha concluso, prima di chiedere di effettuare la sua richiesta, che lo ricordo ancora è quella di ergastolo senza isolamento diurno, ha voluto evidenziare soprattutto quelle che sono le
aggravanti di cui è accusato Filippo Turetta. Ha voluto parlare della premeditazione, di quello che è stata poi l'ormai famosa lista stilata da Turetta, dall'imputato il 7 novembre scorso, che tra l'altro è arrivata dopo un litigio tramite messaggi estenuante tra l'imputato e la vittima Giulia Cecchettin, e poi ha voluto evidenziare anche quella che è stata l'aggravante della crudeltà. Ha detto, oltre quella fisica, ricordiamo le 75 coltellate, le ancora 25 inferte poi sulle mani della vittima di Giulia Cecchettin, il PM ha detto di aver voluto puntare anche su quelli che sono stati altri aspetti oltre quelli fisici, ovvero di aver pianificato tutto al punto di mettere in atto, dice, il suo piano nella consapevolezza che poi avrebbe portato alla morte. Dunque questa è la richiesta del pubblico ministero Andrea Petroni. Ora ritorniamo in aula e cercheremo di capire invece quali saranno, che cosa diranno invece gli avvocati delle parti civili. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio. Ci collegheremo di nuovo durante questa edizione del nostro notiziario. Stavamo vedendo la ricostruzione dei 5 femminicidi che hanno fatto seguito a quello di Giulia Cecchettin, ricostruzione della Nuova Venezia. Sentiamo. Femminicidio che scuoterà moltissimo la comunità locale, che scuoterà moltissimo la provincia di Treviso e tutta Italia. Vanessa Ballan aveva denunciato Bujar Fandai per stalking già ad ottobre, ma nessuna misura di protezione era stata attivata per proteggerla dal suo presunto stalker. La mattina del delitto l'uomo arriva in bicicletta, si introduce in casa e colpirà Vanessa Ballan con 8 coltellate. Poi si darà alla fuga, una fuga che durerà un'intera giornata, parte una vera e propria caccia all'uomo. Ci sarà anche un elicottero dei carabinieri che sorvolerà l'area per l'intera giornata. Bujar Fandai viene arrestato la sera stessa dell'omicidio in casa sua ad Altivole, a circa 6 chilometri da dove ci troviamo qui in questo momento. I funerali di Vanessa si terranno al Duomo di Castelfranco. Un fiume di giovani sono presenti per ribadire la loro vicinanza, per gridare a gran voce basta alla violenza contro le donne, basta femminicidi. Siamo sul cavalcavia dell'A4 a Vigonza, dove il 29 maggio scorso si consuma un efferato omicidio. Giada Zanola, 34 anni, che abita qui a nemmeno 1 chilometro di distanza, viene trovata morta ai piedi di questo cavalcavia sull'autostrada A4 dopo essere stata trascinata per decine di metri da un camion in transito. Inizialmente si pensa ad un suicidio, anche perché tale viene inscenato dal compagno Andrea Favaro, 38 anni, che però già dopo poche ore la procura ritiene responsabile di omicidio aggravato dalla convivenza con la donna. I due vivevano assieme e avevano e hanno un bambino, un piccolo di 3 anni. Giada aveva preannunciato al compagno di voler troncare la loro relazione e lui, sempre secondo la procura, finora non c'è stato nemmeno il rinvio a giudizio, decide di buttarla giù da questo cavalcavia e di toglierle la vita. E questo era il delitto di femminicidio di Vigonza, la ricostruzione dei colleghi della Nuova Venezia. Adesso andiamo subito da Filippo Fois a Chirignago, perché il Comune ha intitolato un parco a Giulia Cecchettin. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea e lo diciamo veramente con la commozione che ha contraddistinto questa mattinata dal parco Giulia Cecchettin. Accanto a me c'è la Presidente del Consiglio Comunale Linda Damiano, Ermelinda Damiano, che ha ricordato anche l'impegno, non solo naturalmente la tragedia di Giulia e la volontà di non dimenticare quello che è accaduto, ma anche l'impegno che il Comune di Venezia sta mettendo nella lotta alla violenza sulle donne. È un impegno in un anno peraltro molto significativo, come abbiamo ricordato è il 30ennale del centro antiviolenza del Comune di Venezia, quindi 30 anni di attività di aiuto e di supporto concreto alle donne di questo territorio e negli ultimi anni una rete che si sta ampliando sempre di più di prevenzione, sensibilizzazione e anche formazione. Nella lotta al contrasto della violenza contro le donne è importante unire le forze, fare in modo che la
la comunità, la famiglia, la scuola e le istituzioni mettano in campo tutte le azioni per far sì che questa piaga sociale si argini il più possibile. Arrivano tante telefonate, naturalmente tante richieste d'aiuto da parte delle vittime o dei genitori delle vittime, però dicono non arrivano mai telefonate da parte dei genitori di chi invece si sta comportando male. In effetti anche da noi la situazione è questa, abbiamo avuto anche un aumento esponenziale delle richieste di aiuto e di un fenomeno che è palesemente trasversale perché effettivamente riguarda tutte le fasce d'età, mentre gli anni scorsi la fascia d'età principale era quella dei 40-50, devo dire che stanno aumentando i casi anche delle giovanissime ma anche delle anziane e come ricordavi Filippo, appunto sono poi le famiglie delle vittime a dover far fronte, soprattutto quando parliamo di giovani, di un fenomeno da cui peraltro è anche molto difficile uscire, però dobbiamo ricordare quanto sia importante invece denunciare e chiedere aiuto. Sempre. Grazie Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Grazie. Noi naturalmente poi vedremo anche tutti gli approfondimenti di questa giornata. Io inviterei Luca Martello, che invece è il sindaco di Vigonovo. Abbiamo visto una grandissima commozione oggi. Generalmente in questi casi si dice adesso osserviamo un minuto di silenzio, in questo caso non c'è stato bisogno. Dopo che è stata scoperta la targa per Giulia, tutti si sono raccolti per un minuto e questo significa anche quanto questa vicenda sia entrata nel cuore delle persone. Sì, buongiorno, è qualcosa che ho potuto apprezzare anch'io, come istintivamente l'intenzione sia stata proprio quella di pensare, di riflettere dopo le parole che appunto il sindaco Brugnaro e le altre autorità che sono intervenute hanno dedicato a questa celebrazione, all'intitolazione di questo parco. Senta, fa male vedere, io adesso non so se Sandro Ponchio lo può far rivedere, c'è proprio il cartello Parco Giulia Cecchettin, vedere quella data di nascita 2001 così vicina per una vita che si è già interrotta e tra l'altro in questo modo. Sicuramente è impressionante cogliere come negli anni 2000 ancora ci troviamo a vivere e ad affrontare problemi di questo tipo. Una giovane vita spezzata e soprattutto tanti interrogativi che ci vedono tutti impegnati con responsabilità a dare risposte che siano efficaci ed effettive, questo sì. Grazie a Luca Martello, sindaco di Vigonovo. Noi naturalmente poi nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale vi racconteremo questa bella mattinata. Erano presenti anche diversi ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori, oggi qui a Chirignago. Per il momento vi restituiamo la linea. Grazie molte a Filippo Fois e a Sandro Ponchio. Il collegamento da Venezia dal processo a Filippo Turetta è curato da Simone Merlo. Un'altra vittima dei femminicidi è stata Vincenza Saracino. Vediamo. È il 2 luglio 2024 quando Vincenza Saracino, 50 anni, originaria di Molfetta ma una vita trascorsa a Treviso dove è moglie e madre, esce di casa per andare a lavoro, lo fa in bicicletta, non torna più. L'allarme viene dato dal marito, partono immediatamente le indagini. L'indomani, 3 luglio, il corpo della donna viene ritrovato qui in un casolare poco distante dalla sua abitazione. Le indagini scattano immediatamente, si scandaglia la vita della donna che però è specchiata, mai un problema, mai uno screzio. Allora le indagini continuano, fondamentali i filmati delle videocamere della zona che vengono passati al setaccio per capire se lei abbia incontrato o non incontrato qualcuno e compare un fotogramma fondamentale che vede la donna a fianco ad un individuo in bicicletta poche ore prima della sua scomparsa. Chi è? Lo scoprono i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso nel corso di un mese. È Luigi Fazio Nasato, l'ex vicino di casa di 32 anni di Vincenza Saracino. Ha lasciato l'appartamento dove viveva a fianco alla famiglia della donna l'1 luglio, il giorno prima, davanti agli occhi di Vincenza. Tra i due c'è un rapporto particolare, la donna lo aiuta più volte nella sua vita perché lui non riesce ad integrarsi, non riesce a inserirsi e a trovare un lavoro. Probabilmente proprio l'abbandono dell'appartamento e il fatto che lui sia costretto ad andarsene scatena la rabbia del ragazzo che se ne va, ma l'indomani ritorna in bicicletta, aspetta Vincenza Saracino che sa tornerà da lavoro percorrendo una strada, la porta fino a qui e qui, probabilmente dopo una lite, la uccide a coltellate. I carabinieri scoprono che lo fa con il biglietto per Madrid in mano.
Milano. L'indomani infatti prende il volo per Madrid e da Madrid poi vola in Venezuela, dove si ripara a casa del nonno, dove poi viene arrestato dall'Interpol venezuelana. Allora questa è un'altra ricostruzione dei colleghi della Nuova Venezia della Tribuna di Treviso. Andiamo in diretta in aula, sentiamo se riusciamo ad ascoltare l'intervento degli avvocati. Sentiamo. Della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, compagno di viaggio importante in questa ulteriore navigazione. Quella dell'avvocato è una navigazione strana, signor Presidente, perché si muove tra correnti dell'anima sempre differenti. Siamo stretti in questa morsa tra l'indifferenza emotiva del professionista e la sensibilità dell'uomo. A differenza di chi, come voi, in modo così nobile dovrete alla fine della disputa processuale dire cosa è successo e qual è la sanzione finale, noi, nonostante abbiamo lo stesso vostro percorso, ci siamo laureati tutti in giurisprudenza, però poi le strade si dividono e abbiamo un metodo diverso, perché noi vi portiamo, e dobbiamo farlo in questo caso, la persona, le persone che con il loro sacrificio umano hanno messo in moto questa macchina e che poi non possono più parlare. Sono silenziose. Le cosiddette persone offese prima, parti civili dopo. E allora noi vi ringraziamo per il governo di questo processo complesso sotto il profilo umano, della anche attenzione mediatica. Mi permetto di sottolineare l'incontro professionale. Io non avevo avuto modo, pur lavorando più volte su Venezia, di conoscere l'ufficio della Procura, rappresentato in modo così importante dal dottor Petroni, a cui va il ringraziamento della famiglia Cecchettin per l'opera silenziosa ma di grande qualità tecnica, professionale, profonda, attenta a tutte le istanze umane e, diciamo, tecniche, che ha dato un risultato in tempi molto celeri, nonostante la poca collaborazione del qui imputato Filippo Turetta, per poi poter pervenire a queste ultime battute del processo. Mi permetto di dire, signor Presidente, proprio perché rappresento, e la rappresento dai primi giorni della tragedia insieme a tutto questo gruppo di professionisti e di amici, e per fortuna il bene esiste, di essere arrivato sul pianeta Vigonovo nei giorni della tragedia, quando ancora Giulia era una persona scomparsa e Filippo, prima di finire la benzina, ancora girovagava per campi e per città. Voglio dire che a Vigonovo, signor Presidente, c'era stata già una scossa di terremoto importante, perché manca nella narrazione di questa vicenda, che ha un senso, manca il primo terremoto che ha subito la famiglia Cecchettin, il 20 ottobre del 2022, con epicentro in via Aldo Moro 12, che è la casa dei Cecchettin, muore la mamma di Giulia. Donna giovane, 51 anni, dopo una malattia enorme. Siamo tutti gente adulta e si vede e sappiamo cosa significa perdere i genitori. Giulia l'ha persa, la mamma. E c'è stato un grado enorme che, misurato sulla scala Mercalli, possiamo parlare dell'11° grado, il penultimo, quello che viene considerato disastroso. Crolla l'edificio familiare, tante macerie, tante polvere, e la morte crea nuovi assetti, crea nuovi spazi. I posti a tavola erano 5, diventano 4, e però in quella famiglia si continua ad apparecchiare anche per la mamma, nonostante non ci sia più. Cosa succede però in questo anno maledetto, drammatico?
Quando la vita decide di mostrare il lato ruvido, quando la vita decide di picchiare, lo sa fare, lo fa anche in modo drammaticamente pesante. E quando i posti a tavola diventano 3, perché Elena nel frattempo va verso l'Austria per motivi soltanto di studio, per fortuna, il terremoto ribussa di nuovo a casa Cecchettin. 12° grado della scala Mercalli, indicato come catastrofico, quello che distrugge. Da famiglia felice, la famiglia Cecchettin si ritrova senza colpa, ad essere una famiglia di persone offese. Quanto è labile e quanto veramente imprevedibile la vita. Loro l'avrebbero evitato questo ruolo, signor Presidente, non ci tenevano sicuramente ad essere una famiglia di persone offese, adesso un nucleo familiare di parti civili, però il fato, così aveva deciso, gli ha riservato questo ruolo. Dico questo perché io mi sono trovato in più occasioni, signor Presidente, da una parte e dall'altra della barricata. Mi sono trovato in più occasioni negli scranni che i colleghi che difendono il signor Filippo Turetta in modo così onorevole e importante ricoprono oggi. Io sono stato anche dall'altra parte. Sono stato più volte anche difensore di parti civili, di persone offese, in modo incredibilmente offese come in questo caso. C'è un problema di fondo in questa logica triangolare del processo che vede voi al centro della disputa l'imputato e l'accusa, la pubblica accusa, il governo della forza. Avete visto in diretta l'avvocato della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile, che sta ovviamente intervenendo, seduto lì vicino Filippo Turetta con gli avvocati difensori. Ci fermiamo qua per il momento, ma torneremo in diretta dall'aula del tribunale in cui si sta celebrando questo processo, perché c'è stato a Lusiana, siamo sull'altopiano di Asiago, un gravissimo incidente. Un uomo di 43 anni è stato falciato da un'autoambulanza. Gli stessi operatori dell'ambulanza hanno tentato di salvargli la vita, ma non c'era più nulla da fare. Andiamo subito a sentire i particolari da Chiara Gaiani. Il tragico incidente è avvenuto qui dove ci troviamo con il collega Tommaso Migotto, lungo la strada provinciale 69 in località Puffele, da qui il nome del ristorante che vedete alle mie spalle nel comune di Lusiana Conco. Per terra si vedono ancora alcuni segni. Un'ambulanza dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri ha investito un uomo di 43 anni del posto, Vittorio Rigoni, proprio qui dove ci troviamo con il collega. Stava arrivando da Asiago, diretta poi verso la zona di pianura, insomma stava arrivando da Asiago, erano circa le 19, quindi buio già la sera. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Immediatamente l'ambulanza si è fermata, sono stati prestati i primi soccorsi a Vittorio Rigoni che vive qui nel posto, viveva qui nel posto, ripeto l'età 43 anni. Sono stati vani da Asiago, è partita anche un'ambulanza del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Purtroppo, nonostante tentativi di rianimazione lunghissimi, per lui non c'è stato nulla da fare. È scattata immediatamente la fase delle indagini per capire che cosa sia accaduto. Come potete vedere, ovviamente qui ci sono ancora i segni dei rilievi che sono stati condotti fino a tarda sera dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Una strada di collegamento molto importante questa, che collega la parte bassa della Pedemontana ovviamente all'altopiano. Vi aggiorneremo nelle edizioni di questa sera sugli sviluppi di questa vicenda che sicuramente ha segnato profondamente l'altopiano nella serata di domenica.
Grazie a Chiara Gaiani. Torniamo al processo a carico di Filippo Turetta. Sta parlando l'avvocato Nicodemo Gentile in aula, seguiremo in diretta, torneremo tra poco, però sentiamo cosa ha detto il pubblico ministero che nella sua requisitoria ha chiesto l'ergastolo per il giovane assassino. Nella sua requisitoria ha detto che ha confermato che Turetta controllava psicologicamente la Giulia. Dalle chat emerge come fosse non solo insistente ma anche minaccioso e aggressivo. Sentiamo. Già dalle prime fasi nel 2022 la relazione presenta delle problematiche che vengono descritte in modo, devo dire, assai preciso da tutti i testi che sono in qualche modo vicini alla coppia, i compagni di università, le amiche di infanzia. Tutti dicono la stessa cosa. Il problema era che l'imputato non fosse, non lasciasse spazio a Giulia Cecchettin, che fosse in disaccordo col fatto che lei avesse delle uscite da sola con le proprie amiche, in particolare con le proprie amiche dell'università. E questo era il pubblico ministero durante la sua requisitoria. Torniamo in diretta, sta ancora parlando l'avvocato Nicodemo Gentile, difensore della famiglia Cecchettin. L'intento della presenza della parte civile, mettiamo da parte il risarcimento, dobbiamo farlo, sia ben chiaro, perché lo impone il codice di procedura, dobbiamo quantificare il danno, ma è elemento periferico, assolutamente inesistente nei pensieri di Gino, nei pensieri di Elena, di tutti i familiari qua presenti, assolutamente inesistente. E la speranza che Filippo Turetta abbia il suo. Ulpiano, che voi conoscerete meglio di me, diceva che la giustizia non è altro che la volontà costante e perpetua di dare a ciascuno il suo. Non c'è bisogno, e lei, signor Presidente, è persona di troppo esperienza, signor giudice a latere, per dire qual è il suo di Filippo Turetta, in un'area che non è assolutamente area della parte civile, è una non-fly zone, quella della pena. Però ci permettiamo di dire a ciascuno il suo. E che cosa? Una pena severa? No, no, non vogliamo neanche una pena severa, vogliamo la pena adeguata e proporzionata ai gravi fatti che sono stati commessi e soprattutto al danno che è stato arrecato alla famiglia Cecchettin, alle persone offese. Questo vuole la famiglia Cecchettin e ne riparleremo. Famiglia Cecchettin, faccio un brevissimo accenno a questo e poi mi fermo. Famiglia Cecchettin che ha subito un'ondata di, si parlava in più occasioni, anche secondo me giustamente, di spettacolarizzazione, di eccesso, di deriva. Non è un fatto che riguarda ovviamente solo Venezia, ma purtroppo siamo, e io ne sono stato più volte diretto spettatore come avvocato di Venezia. Ma tenete presente che c'è stata un'ondata di violenza di ritorno nei confronti della famiglia Cecchettin nella immediatezza del fatto, quando questi familiari, invece di chiudersi nel silenzio in casa a leccarsi le ferite, stanno cercando di reagire per non soccombere, per non andare nelle profondità più fredde dell'oceano dei sentimenti che si è creato, quell'oceano gelato che nel mese di novembre ha sommerso quella casa, di reagire, di darsi una luce calda, di dire: signori, con quali parole? Con parole di presenza, di solidarietà anche verso quella famiglia che Filippo Turetta, sicuramente i signori Turetta, i genitori di Filippo Turetta, con il suo gesto ha sicuramente contribuito a renderli sempre più fragili, sempre più in difficoltà
umana e personale. Un disastro completo a 360 gradi. E cos'è successo? La spettacolarizzazione che colpisce innanzitutto Gino Cecchettin ed Elena, una ragazzina di 22 anni che ha perso la mamma in condizioni drammatiche, che si è permessa soltanto di dire la sua in modo garbato, educato come sono tutti i figli di Gino. Ha detto la sua, giusto o sbagliato che sia. C'è stato il mondo social che l'ha distrutta, uomini maturi, politici locali, di riferimento. L'hanno massacrata Elena Cecchettin, hanno massacrato Gino, mettendogli in bocca parole, mettendogli in testa progetti che Gino non aveva mai pensato, se non quello di stare vicino alla famiglia e creare un movimento di persone per bene, un esercito del bene che possa far germogliare da questo cemento arido che è stato questo omicidio, che cosa? Il fiore della speranza e di una nuova alba. Questo è successo. Questo è successo. E io dico, ma dove erano i cavalieri del garantismo quando la famiglia Cecchettin veniva umiliata, ferita in modo gratuito? Dove erano i sacerdoti di questo garantismo esasperato, esacerbato, integralista, che ti mette anche difficoltà a poter parlare dentro il processo di Filippo Turetta, come siamo oggi? Noi siamo stati sempre dentro il contenitore del procedimento e adesso siamo nella aula del processo. Noi i processi li facciamo in aula. Siamo abituati a farli e siamo abituati a farli sempre con nobiltà e rispetto delle parti e della Corte soprattutto, signor Presidente. E allora mi permetto di entrare in medias res e parto da un dato. Condivido quello che diceva il signor Pubblico Ministero, drammaticamente per un qualcosa che sicuramente non si può attribuire a nessuno delle parti. Oggi questo processo si celebra in una giornata che è diventata simbolo di tante cose e sappiamo quali. Non ne voglio parlare neanche io, però ho bisogno di fare delle considerazioni, sperando di incontrare poi il vostro favore quando prima o poi. Allora, questo era ancora l'intervento dell'avvocato, il legale della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile. Avete sentito, ha parlato di un terremoto del 12° grado della scala Mercalli dopo la morte della mamma di Giulia, il lutto familiare e poi l'assassinio che è stato il terremoto, ha detto l'avvocato Gentile, e poi la difesa a spada tratta di una famiglia che mediaticamente poi è stata attaccata, in particolare la sorella di Giulia, Elena. Torneremo in diretta al processo contro Filippo Turetta. Vediamo adesso una studentessa che durante un incontro a scuola sulla violenza di genere ha trovato il coraggio di raccontare davanti ai suoi compagni la violenza che ha subito e è accaduto in un istituto superiore della Marca trevigiana. Alla fine della conferenza una ragazza ha avuto il coraggio di parlare della violenza che ha ricevuto. Claudia Vedelago, vicepresidente del gruppo panificatori di Confcommercio, racconta ancora con l'emozione nella voce quanto accaduto qualche giorno fa in una scuola professionale della Marca, dove la sua associazione, insieme alla dottoressa Katia Morellato, referente per la violenza di genere per l'ULSS 2, aveva organizzato una conferenza di formazione contro gli abusi sulle donne. All'improvviso, nel corso degli interventi, una studentessa si è alzata lasciando l'aula. Una sua professoressa l'ha seguita per capire cosa stesse accadendo. La ragazza a quel punto le ha raccontato l'incubo vissuto. La docente le ha chiesto allora se la sentisse di condividerlo con gli altri suoi compagni. La ragazza si è alzata in piedi una volta superato il trauma e ha raccontato la sua esperienza. Non ha raccontato nei dettagli, però ha detto: sono stata vittima di violenza e porto a voi la mia esperienza per poter aiutare anche altre persone che magari non hanno il coraggio di parlare. È stata una violenza fisica dove la ragazza diceva che nessuno
intorno a lei ha agito per darle una mano. Quindi questa cosa è triste, perché diceva non solo i ragazzi ma anche gli adulti non mi hanno aiutato. Dalla studentessa una grande prova di coraggio. Io in quel momento mi sono sentita morire, dovessi essere stata al suo posto, cioè ha fatto un grandissimo atto di coraggio. Un episodio che mette ancora più in evidenza come sia fondamentale la sensibilizzazione sul fenomeno nelle scuole. Formare i ragazzi a non essere violenti e a sapere quali sono i mezzi a disposizione per contrastare la violenza è importantissimo. Vediamo gli ultimi 2 femminicidi nella ricostruzione della nuova Venezia. Vediamo. Il 9 marzo scorso, quando in questa abitazione che vedete alle mie spalle ad Abano, in via Rocca Appendice, Eric Zorzi, camionista di 42 anni, viene arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente la moglie Nicoletta Rotaro, una moldava di 39 anni, laureata, che gli ha dato 2 bambine. 7 mesi prima, la morte della donna, avvenuta sempre in questa casa, era stata bollata come un suicidio dal medico legale e dalla procura di Padova, che aveva aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Ma al suicidio non hanno mai creduto i familiari di Nicoletta, e per svariate ragioni. Nicoletta amava la vita e amava soprattutto le sue bambine di 13 e 8 anni, con le quali aveva deciso di affrontare una nuova vita lontano da un marito violento. Si era trovata una casa e anche un lavoro. Ma c'è anche un'altra ragione. Nicoletta temeva Eric, aveva paura di lui, e per questa ragione negli ultimi anni registrava tutte le liti con il marito, che sfociavano spesso in aggressioni fisiche molto violente. La procura finalmente si decide, ordina di esaminare il cellulare di Nicoletta, affida l'incarico a un tecnico informatico che farà una scoperta agghiacciante. Troverà un file nel quale vengono memorizzate tutte le ultime ore di vita della donna e anche il suo omicidio. È la prova regina in mano alla procura di Padova, che spedisce Eric Zorzi in carcere. Sarà rinviato a giudizio e il processo è già stato fissato per il prossimo 19 dicembre davanti alla Corte d'Assise di Padova. Ma il delitto di Nicoletta resta segreto per volontà dell'autorità giudiziaria fino a settembre, quando la stampa scopre l'ennesimo femminicidio che si è consumato nel Padovano, e solo allora il nome di Nicoletta Rotaro andrà ad allungare il già nutrito elenco di donne ammazzate per mano del proprio compagno. Femminicidi che hanno fatto seguito all'assassinio di Giulia Cecchettin. Adesso sentiamo cosa ha detto sulla violenza di genere il procuratore di Belluno. Grazie alla riforma Cartabia oggi è diverso. Oggi la Cartabia ci consente un'iscrizione, una procedibilità d'ufficio per tutte quelle situazioni nelle quali la vittima risulta essere vulnerabile per età o infermità. Da un lato ha reso giustizia della gravità di molte fattispecie che prima con la procedibilità a querela forse non venivano considerate così gravi. Dall'altro ha avuto l'effetto che si sottrae alla donna una discrezionalità d'agito, una discrezionalità anche di poter rimettere la querela, poter azzerare l'attività giudiziaria. Questo ancora di più oggi, perché a seguito della procedura di ammonimento amministrativo che consente alle donne di rivolgersi direttamente alla questura con un procedimento, lo definirei smart, nel senso che si fanno pochi e veloci accertamenti e il soggetto che è stalkizzante viene ammonito. Scatta la procedibilità d'ufficio per alcuni reati successivi che lo stesso soggetto andrà a compiere anche nei confronti di donne diverse o persone diverse rispetto a quella che ha chiesto l'ammonimento. Oggi riusciamo a fornire tutela, riusciamo a fornire ascolto, riusciamo anche a fornire terapia a queste persone. È un fenomeno che noi troviamo un po' in tutti i contesti. Quello che li accomuna veramente è questo senso di potere possesso
sulla propria compagna, che sia partner, moglie, donna, fidanzata, sorella, madre, un senso di possesso e di ipercontrollo che si afferma costruendo una relazione tossica, costruendo una relazione di dipendenza, di insicurezza, di frantumazione dell'identità femminile, che diventa a quel punto assolutamente vassalla. La procuratrice della Repubblica di Belluno, Roberta Gallego. Torniamo al processo contro Filippo Turetta in diretta, vediamo, sentiamo. Sta ancora parlando l'avvocato Gentile. Il discorso della pena, quando l'articolo 133 vi dice che dovete valutare per la dosimetria della pena anche i motivi a delinquere, uno se lo deve chiedere perché ha ucciso Filippo Turetta, sì o no? Non lo so. Io ve lo consegno, non mi succede sempre di convincere le corti, però mi serve per capire e mi serve per migliorare. Quando leggerò nella vostra motivazione che i motivi a delinquere non sono importanti per riuscire anche a capire per quale ragione Filippo Turetta ha ucciso Giulia. Basta chiudere gli occhi e pensare a tante altre storie, perché il signor X ha ucciso quell'altra donna, per quale ragione quell'uomo in camice, perché non hanno la coppola e la lupara, non hanno il passamontagna questi uomini hanno atteggiamenti diversi, signor Presidente. E allora io mi permetto di dire che il discorso dei motivi a delinquere di Filippo Turetta hanno una loro logica nella dosimetria della pena, perché ci portano a capire che si tratta di un motivo abietto, di un motivo futile. Uccidere per gelosia, ce lo insegnate voi, non è più un qualcosa che possa giustificare la mancanza di riconoscimento di questi motivi a delinquere, che non sono più tollerati nel 2024 con quelle caratteristiche della persona che il signor pubblico ministero. È durissimo l'avvocato Nicodemo Gentile, che ha ricordato i motivi abietti, e quindi 9 su 10 è abbastanza prevedibile, accertata la premeditazione, la crudeltà e tutto quello che è successo in quei giorni. 9 su 10 la Corte dovrebbe mettere una sentenza per il carcere a vita. Andiamo avanti con un'altra cronaca, andiamo a Padova, c'è stato un episodio di vandalismo, sono comparse scritte offensive contro la polizia davanti alla questura. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Buongiorno da Padova, sono appena state cancellate le scritte offensive comparse questa notte. Il muro è quello davanti alla questura di Padova in piazzetta Palatucci. Adesso la vernice marrone ha ricoperto la scritta, l'unico sbirro buono è uno sbirro morto. Questa è la scritta che è comparsa nella notte in nero proprio davanti alle finestre degli uffici della questura di Padova, un gesto che è stato condannato dai sindacati di polizia che hanno chiesto anche alla cittadinanza di prendere una netta posizione contro queste ingiurie rivolte alla polizia di Stato. Una frase che incita all'odio e un'offesa intollerabile a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno lavorano con dedizione, ha scritto in una nota il sindacato di polizia FSP. Ma non è stata l'unica scritta che è comparsa nella notte in città contro la polizia, è sempre davanti la questura, lo ricostruiamo nel nostro servizio.
La scritta nera proprio davanti all'ingresso della questura, la frase offensiva "l'unico sbirro buono è uno sbirro morto" è comparsa nella notte nel muro dell'edificio davanti alla sede della questura di Padova in piazzetta Palatucci. Nessuna sigla a rivendicare l'imbrattamento, che è stato condannato subito dai sindacati di polizia. Sdegno è stato espresso dalla FSP Polizia. Questa frase non è solo un incitamento all'odio, ma un'offesa intollerabile a tutte le donne e agli uomini in divisa che ogni giorno lavorano con dedizione, spesso a rischio della propria vita, per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro paese, ha scritto in una nota il sindacato, che auspica che i responsabili vengano individuati e chiede alla cittadinanza di schierarsi apertamente contro questo vile atto di istigazione alla violenza. Nella notte, sempre in piazzetta Palatucci, proprio davanti alla questura, è comparsa un'altra scritta in occasione del 25 novembre. Il collettivo transfemminista Squirta ha appeso uno striscione con scritto "Mi proteggono le mie sorelle, non la polizia". Continuano i furti in tutte le nostre province, particolarmente agguerriti i ladri in provincia di Treviso. Vediamo a Mareno di Piave una ragazza di 16 anni si è trovata faccia a faccia con i malviventi. Da Mareno a Roncade, da Casale a Silea, un sabato sera di furti in diversi comuni della Marca, e cresce la preoccupazione dei cittadini, soprattutto di chi si è trovato a tu per tu con i ladri. È accaduto alla figlia dei titolari della pasticceria panetteria snack bar di via Pellizzioli a Mareno. Sabato sera, come sempre, i genitori sono impegnati a lavorare nel locale. La figlia sale nell'appartamento che si trova sopra l'attività. Mia figlia è andata su di sopra per cambiarsi. Ha aperto la porta e ha trovato due individui dentro casa. Uno era in camera e uno era in salotto. Lei subito è entrata dentro e gli ha chiesto cosa facevano e si è messa ad urlare. Le grida della ragazza attirano l'attenzione della madre, che si trova anche lei faccia a faccia con i malviventi. Loro sono scesi dalle scale, io li ho visti. Erano in due, avevano il passamontagna e sono scappati dietro i campi qua da noi. Simonetta chiama immediatamente i carabinieri, ma dei ladri non c'è più traccia. I malviventi, entrati nell'appartamento, nonostante nella pasticceria ci fosse un via vai di clienti, hanno portato via alcuni contanti, ma la padrona di casa non ha ancora visto cosa sia effettivamente sparito. Sono turbata, racconta, la stanza è ancora sottosopra, non ho avuto il coraggio di entrarci. Mi sento un po' impaurita, più che altro perché alla sera chiudo e faccio le scale esternamente. Ho preso più che altro paura per mia figlia, che se li ha trovati davanti. Per questa famiglia non si tratta del primo colpo subito. L'anno scorso sono venuti 2 volte, però non sono entrati in casa, hanno rovistato qua qualcosa, ma non più di tanto. Però in casa è brutto. E sempre nella giornata di sabato, ladri in azione anche in un'abitazione in centro a Casale. 6 i colpi invece messi a segno tra il pomeriggio e la serata a Silea. In un'abitazione i malviventi hanno approfittato dell'assenza della proprietaria per introdursi in casa dopo aver rotto una porta e una finestra e mettere tutto a soqquadro. Un incubo senza fine. Servizio di Federica, sì, no, di Francesca Bozza. Vediamo i controlli alle frontiere, perché questi sono predoni che arrivano dall'est e poi ovviamente tornano nei paesi di provenienza. Ci sono controlli molto rigorosi, soprattutto nelle frontiere della Slovenia. Vediamo. Proseguono i controlli della Polizia di Stato alle frontiere con l'Austria e Slovenia. Nel giro di pochi giorni sono state arrestate 5 persone di nazionalità straniera, resesi responsabili di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. L'attività degli ultimi giorni si inserisce nell'ambito dei servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, potenziati anche a seguito del ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia in occasione della sospensione del Trattato di Schengen, che negli ultimi 6 mesi ha portato all'arresto di 24 persone, 61 indagate in stato di libertà, nonché a diversi sequestri di sostanza stupefacente e armi e oggetti atti ad offendere. Nel dettaglio, il 18 settembre, nei pressi di Ugovizza, gli agenti hanno controllato un'autovettura proveniente dall'Austria, alla guida della quale si trovava un kazako, arrestato per favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia di un cittadino di nazionalità turca. Il 20 novembre, invece, il personale del settore della Polterra di Tarvisio ha arrestato 3 cinesi, in quanto, sempre alla barriera di Ugovizza, sono stati fermati in ingresso del territorio nazionale con a bordo altri 8 connazionali privi di documenti di identificazione e di conseguenza non in regola per l'ingresso nel nostro paese.
Servizio di Omar Costantini della nostra redazione di Udine, oggi in regia Renato Capoia e Andrea Basso. Vediamo a Trieste un incendio nel magazzino 4 del Porto Vecchio che era stato sgomberato di migranti ma che è tornato a popolarsi. Incendio nel magazzino 4 del Porto Vecchio. È successo ieri sera. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Sì, perché il Porto Vecchio è tornato a ripopolarsi di migranti. Diversi coloro che, dopo lo sgombro di alcuni giorni fa, hanno eletto il magazzino a loro dimora. Le fiamme sono divampate probabilmente a causa di un braciere per cucinare il cibo. È noto infatti che gli stranieri senza tetto allestiscano una vera e propria cucina vicino agli ingressi degli stabili per preparare da mangiare. La struttura è diroccata e con molte parti in legno. I rischi di incendio e crollo sono costanti. Non solo i pompieri sul posto, anche i carabinieri. La domanda sorge spontanea: chi sono i migranti che abitano la fatiscente struttura? Sono sfuggiti all'identificazione durante lo sgombero della zona o sono arrivati nei giorni scorsi attraverso la rotta balcanica? Anche gli altri magazzini sono stati ripopolati. La liberazione del Porto Vecchio, con successiva pulizia dell'ormai ex dormitorio sotto la tettoia di Largo Santos, aveva di fatto permesso a 150 persone di trovare ricovero in centri di accoglienza della Lombardia, ma Porto Vecchio è già tornato sulle pagine della cronaca dopo l'incendio di ieri sera. Furti a raffica non soltanto in Veneto ma anche in altre regioni, in Friuli Venezia Giulia, si stanno cercando i ladri che hanno colpito sul Carso triestino. Furti in casa da Opicina fino a Muggia, percorrendo tutto il Carso, ma gli investigatori hanno raccolto abbastanza elementi per ritenere che si possa trattare della stessa banda di ladri. Sarebbero 3 i soggetti mascherati che di sera entrano nelle abitazioni delle ignare vittime per prelevare tutto il possibile fra contanti, gioielli, orologi e monili d'oro. Diversi colpi negli ultimi giorni. Fra le zone colpite, come raccontato dalla nostra emittente, anche Padriciano e Santa Croce. A essere prese di mira sono soprattutto villette isolate, e chi abita in queste zone ora ha paura, tanto che molti residenti si stanno dotando di impianti di videosorveglianza e allarmi per proteggere le proprie abitazioni. Tutto è cominciato la settimana scorsa con il furto a Padriciano nel tardo pomeriggio di giovedì. Spaccata la finestra del bagno mentre marito e moglie si trovavano fuori casa, raccolti soldi e alcuni oggetti preziosi, poi i ladri sono fuggiti. Nella stessa serata colpita anche un'abitazione di Muggia, stesso sistema, i ladri hanno infranto il vetro di una finestra e sono entrati portando via dalla casa gioielli d'oro. Venerdì sera è stata la volta di Opicina. I malviventi hanno rotto la finestra per entrare e hanno portato via alcuni gioielli. Nella stessa serata ecco il blitz a Santa Croce. Dopo aver abbattuto una porta finestra di un'altra villetta, i ladri hanno portato via monili d'oro. In tutti questi episodi il modus operandi è lo stesso. La banda punta a entrare dalle finestre aspettando il momento opportuno, quando le vittime escono di casa. Almeno 2 delle villette colpite però sono dotate di telecamere di videosorveglianza che sono riuscite a catturare alcune immagini dei ladri. Polizia di Stato e Carabinieri sono sulle tracce dei malintenzionati per risalire alla loro identità. Servizio di Gianluca Paladin dalla nostra redazione di Trieste. Adesso vediamo, per quanto concerne i rifiuti abbandonati, la caccia ai furbetti attraverso agenti di polizia in Borghese. Andiamo in diretta da Daniele Garbine, per la parte tecnica Andrea Benetti. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Si è appena conclusa proprio in questo momento la conferenza stampa del Comune all'interno della caserma della Polizia Locale qui a Vicenza, con me Sara Baldinato, assessore all'ambiente. Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, proprio sono stati snocciolati i numeri di questa operazione che diciamo che dall'inizio dell'anno si sta ripetendo in maniera proprio anche frequente, proprio perché c'è uno sforzo da parte dell'amministrazione comunale proprio di contrastare questo fenomeno odioso. E ricordiamo ci sono state negli ultimi due mesi 30 sanzioni, insomma, e questa è solo la punta di un iceberg, vero Assessore? Perché il fenomeno, per quanto gli vicentini siano anche bravi, comunque va contrastato. Sì, in realtà nelle ultime 2 settimane ci sono state 30 violazioni riscontrate dagli agenti in Borghese. È una nuova tipologia di controlli che abbiamo messo in atto, perché c'erano già le autocivetta, ci saranno a breve 6 telecamere di videosorveglianza installate in 6 isole ecologiche. Questo è un nuovo controllo e quindi intercettiamo i cittadini che probabilmente scendono da casa e lasciano in modo improprio i rifiuti vicino alle isole ecologiche o anche in altre zone della città.
Questo tradotto significa anche un aggravio per tutti i cittadini nella Tari, no? Perché avete calcolato circa 500.000 euro. Sì, è una spesa di 500.000 euro che pesa sulle tasche dei cittadini che pagano correttamente la Tari, che conferiscono correttamente i rifiuti, e quindi è una spesa che vogliamo assolutamente abbassare. Non è corretto pesare sulle tasche dei nostri cittadini onesti con qualche abbandono che è veramente una parte risibile del totale dei conferimenti, ma che dobbiamo abbattere. Ecco, noi eravamo in conferenza stampa, poi il servizio questa sera su Rete Veneta, però abbiamo sentito anche le testimonianze degli agenti che raccontavano anche le scusanti più assurde, proprio si giustificavano in modo anche così questi furbetti. Ecco, sì. Sappiamo che comunque è stato detto i vicentini nella maggior parte si comportano bene, ecco, però questi episodi che segnale è, Assessore? Beh, è un segnale intanto che ricevere molte segnalazioni da parte dei cittadini onesti sugli abbandoni è un segnale di grande attenzione della cittadinanza a questo fenomeno, e quindi lo dobbiamo circoscrivere a veramente poche persone, che però è giusto, come dire, intercettare e sanzionare nella maniera corretta. Ecco, poi c'è anche un'intenzione di implementare il servizio, avete detto entro la fine dell'anno nuove telecamere. Sì, entro la fine dell'anno saranno installate 6 nuove telecamere di videosorveglianza in città, grazie a un contributo anche della Regione del Veneto, quindi i controlli aumenteranno senza dubbio, e in più questi controlli in borghese non finiranno certamente a fine dell'anno. Per il momento intanto la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. Grazie, anche a voi buon lavoro. Ecco, direttore, per il momento da Vicenza è tutto. Grazie molte, grazie. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo con altre notizie. Torniamo in diretta al processo contro Filippo Turetta. Ancora cronaca da tutte le nostre province, un 50enne appena dimesso ha creato il panico al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. 2 infermiere hanno messo in salvo gli altri pazienti, tra loro anche una donna in travaglio. Minuti di terrore, quelli vissuti intorno alle 7:30 al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove un 50enne irlandese ha seminato il panico tra pazienti e sanitari, ma il coraggio e la prontezza di 2 infermiere ha evitato che qualcuno si facesse male. L'uomo, già dimesso dopo aver passato la notte in ospedale per smaltire uno stato di alterazione alcolica, armato di uno schermo del PC sradicato dalla guardiolo di accoglienza e di un triangolo segnaletico estratto da un vicino carrello per le pulizie, si è scagliato contro gli 8 grandi monitor segnaletici allestiti nell'androne, mandandoli tutti in frantumi e mettendo sottosopra l'intera sala d'attesa del reparto. Ha tentato poi più volte di forzare la guardiola del triage per aggredire sanitari e pazienti che si erano rifugiati nella stanza e cercando di scardinare le 2 porte d'accesso, lanciando sedie e altri oggetti contro le ampie vetrate. Nel frattempo una donna in travaglio, ignara di cosa stesse accadendo all'interno del pronto soccorso, è entrata con il marito per chiedere assistenza. Le 2 infermiere che continuavano a proteggere dentro la guardiola una decina tra pazienti e familiari, con l'aiuto di altri operatori sanitari, hanno mimato con i gesti alla futura mamma di mettersi immediatamente in sicurezza, evitando di farsi vedere dall'aggressore, indicando il percorso per correre con il marito il più velocemente possibile nel reparto di ostetricia e ginecologia. Intanto è stata allertata la polizia, che in pochi minuti è arrivata nel nosocomio arrestando l'uomo. I danni ancora da quantificare sono di diverse migliaia di euro. I tecnici dell'US3 Serenissima si sono messi immediatamente al lavoro per ripristinare la rete delle chiamate elettroniche per il turno dei pazienti. Siamo indignati per quanto accaduto e fieri per la reazione esemplare dei nostri infermieri, medici, operatori sociosanitari e dipendenti, dice il direttore generale dell'azienda sanitaria veneziana Edgardo Contato. Verrà subito istituito un audit con il nostro team di psicologi per affiancare i sanitari nell'elaborazione psicologica di questo ennesimo trauma che hanno dovuto affrontare sul posto di lavoro. Incidente mortale tra Quinto e Zerobranco, a perdere la vita un 62enne che era in sella al proprio scooter, finito fuori strada mentre tornava a casa dopo un pomeriggio passato a lanciarsi col paracadute.
Aveva dedicato il sabato alla sua passione, il lancio col paracadute, e ha perso la vita dentro a questo fossato tra Quinto e Zarobranco. Giuseppe Pizziolo, 62 anni, stava tornando verso casa in sella al suo scooter quando, poco dopo le 9 di sera, lungo via Zecchina, poco prima della storica villa, ha perso il controllo del mezzo e prima avrebbe toccato questo palo dell'illuminazione per poi finire la corsa dentro all'acqua. Nel forte impatto il casco è rotolato via per una decina di metri, mentre Pizziolo è stato ritrovato dai primi soccorritori con la testa nell'acqua, sollevando qualche dubbio se il 62enne sia morto nell'impatto o per annegamento. Giuseppe Pizziolo viveva con la famiglia a Scandolare in via Schiavon, lascia la moglie Michela, infermiera, e 2 figli, Davide e Liliana. Il 62enne gestiva con i fratelli un'azienda di grafica molto nota nel territorio. La famiglia è molto conosciuta, in più aveva 2 figli, una delle quali tra l'altro ha la stessa età di mia figlia più grande, quindi insomma è una persona che viveva il paese un po' come tutti gli altri, ecco. Siete però inspiegabile questa uscita. Adesso appunto le forze dell'ordine stanno ancora valutando per cercare di capire qual è stata la causa, che sicuramente ha lasciato un grande vuoto nella famiglia, nella moglie Michela, ma anche in tutta la nostra comunità, e c'è comunque la voglia e la volontà di capire cosa sia successo. La famiglia infatti non crede al malore proprio perché Giuseppe Pizziolo si sottoponeva spesso ai controlli medici per potersi lanciare col paracadute. In più in questo tratto di via Zecchina i veicoli tendono ad accelerare e per i parenti il 62enne potrebbe essere rimasto abbagliato dai fari di un'auto proveniente dalla corsia opposta. È una strada secondaria che però è molto molto trafficata, nel senso che viene utilizzata spesso come bypass rispetto alla Noalese perché appunto c'è un volume di traffico inferiore. Certo che lì appunto sarà da capire le dinamiche e poi da lì forse capiremo un po' meglio cosa è successo. Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali che potrebbero essere officiati dal vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo, cugino del 62enne deceduto. E dopo la sospensione di tanti autovelox per mancanza di omologazione si stanno facendo valutazioni anche sugli etilometri. Vediamo. Sentiamo Lucio Zanato. Sì, buongiorno, ho chiesto la linea dal Tribunale di Treviso perché oggi c'è stato un processo che rischia di diventare un caso nazionale, ovvero vengono messi in dubbio gli etilometri. Vengono messi in dubbio su una causa di un incidente, un tamponamento e una guida in stato di ebbrezza. Allora intanto qui abbiamo il collegio della difesa dell'imputato che è un trevigiano. Avvocato Capraro, nella sua ringa difensiva ha messo in dubbio, diciamo così, la laicità insomma, degli etilometri. Ma non è che li ho messi in dubbio io, è un dato di fatto che a fronte di un decreto ministeriale abbiamo un certificato rilasciato da un ente che non è quello autorizzato, quindi non è che metto in dubbio io, è un dato di fatto. Quindi di fatto gli etilometri non sarebbero omologati, ma un tipo di etilometro oppure gli etilometri in genere vengono utilizzati dalle forze dell'ordine? Ma io parlo di quello di cui abbiamo trattato oggi che è il Saphir. Ho qualche dubbio anche sugli altri, però io mi astengo al momento da dire, dico solo di questi sono rilasciati da un ente che non è autorizzato. Sarebbe come un bidello rilasciasse un certificato di maturità ad uno studente quando non può farlo, ecco, è questione di competenze. Poi lei si è valso per quanto riguarda questa ringa difensiva del consulente Marcon, Giorgio Marcon, ormai lo conosciamo perché sua è la battaglia anche per gli autovelox, ma allora questi etilometri sono o non sono omologati? No, non sono omologati, anche perché difettano di quella certificazione prima metrologica legale che è in capo a un altro ministero, che è il ministero ex Mise, ora si chiama Mimit. Praticamente perché tutto diventi veramente legale questi etilometri dovrebbero essere prima presi diciamo così verificati dal Ministero dall'ex Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico e poi successivamente invece dal Ministero dei Trasporti. Sì, è proprio così, anche perché tutto quello che fa parte al di fuori delle transazioni bancarie praticamente deve essere certificato da Mise per avere una prova legale, perché questa è una prova legale in cui andiamo ad assumere in un processo. Ecco, ma adesso chi ha firmato l'omologazione per cui queste attrezzature vengono utilizzate dalle forze dell'ordine? Ma chi ha firmato questa omologazione è il dirigente del CRSPAZ, che è un mero dirigente di personale che non ha nemmeno titolazione di firmare determinate documentazioni, perché quella è una determina dirigenziale nemmeno spacciata per certificato di omologazione.
Avvocato, rischia veramente di essere un caso nazionale questo? Direi sì, è preoccupante anche dopo la nostra vicenda degli autovelox, veramente siamo un po' sul ridicolo, scoprire anche questo non è una cosa simpatica. Ecco, per inciso il giudice comunque ha condannato il suo assistito. Sì, adesso vediamo, si è preso 90 giorni per cercare di spiegare sulla base di quali elementi ha ritenuto di condannarlo e capiremo anche che risposta dà a fronte di questo dato di fatto che è incontrovertibile. Senta, per ultimo, allora poi voi presenterete appello e quindi la storia non è assolutamente finita, anzi rischia di essere solo un inizio. La storia siamo solo all'inizio, la prima puntata. Senta, e per gli altri invece che in questo momento, se dovesse aprirsi questo contenzioso, cosa succede? Che tutti gli etilometri e tutte le persone che sono state fermate, bloccate, gli è stata sospesa la patente, gli è stata sequestrata la macchina, tutto va in fumo? Questa è una domanda un po' infida, Ecco, sì, indubbiamente se anche negli altri etilometri troveremo questo problema e lo solleveremo anche negli altri processi. Insomma, avete capito, qui è un caso davvero importante perché si mette in dubbio un'attrezzatura che viene utilizzata normalmente e che normalmente fa fermare molte persone, blocca le auto, sequestra patenti, insomma è un caso molto molto importante che continueremo a seguire. Linea allo studio. Grazie molte a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Vediamo nel giorno della violenza nella lotta alla violenza contro le donne, il titolo del Fatto Quotidiano: uccise la compagna Giulia Tramontano e cercò di bruciarne il cadavere, ergastolo per l'ex sommelier Impagnatiello. Cecchettini, il PM, come vi abbiamo detto, ha chiesto il carcere a vita per Filippo Turetta e noi torniamo nell'aula in cui si sta celebrando il processo a carico di Filippo Turetta. Sta parlando l'altro avvocato della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani. Possiamo provarci. Io l'unico modo che ho trovato per provarci è chiudere gli occhi e immaginare di essere per quei 30 minuti di quell'11 novembre Giulia Cecchettin. Confesso che facendolo mi sono sentito male, mi sento male ancora a parlarne, però provateci anche voi. Pensate a ciò che testimonia in maniera oggettiva, inconfutabile, l'agito del killer. Innanzitutto, nelle sommarie informazioni del signor Musmecci, rileggetele perché sono intrise di terrore quelle frasi. Lui stava assistendo all'aggressione a una giovane donna che di lei a poco sarebbe morta. Guardatelo nel video di Dior, immaginate il video di Dior e in secondo luogo guardate l'autopsia. Guardate l'autopsia. Andate alle pagine 20 e seguenti a vedere di cosa è stato capace Filippo Turetta. Proprio facendo questa operazione, percorrendo, cercando di entrare poi nel merito della discussione quando me la preparavo, ho dovuto soffermarmi su una delle domande che ci poniamo, vi porrete anche voi quando entrerete in Camera di Consiglio, che è la seguente. E questo è un delitto crudele in senso tecnico? Cioè, sta aggravante della crudeltà c'è o non c'è? Perché probabilmente vi sentirete dire, immagino, che forse queste aggravanti, non parlo solo di questa, ma dello stalking, della premeditazione, non ci sono, o sì, forse una o due possono esserci, o che però insomma si può discutere. Perché Turetta, e lo abbiamo capito ben tutti, con quel memoriale, con qualche falsa lacrimuccia, ha cercato di convincerci che sì, il fatto è indubbiamente inqualificabile, per carità, sì, qualche aggravante forse c'è, ma che comunque un ragazzo così giovane, di buona famiglia, che rende anche una confessione, in qualche modo va considerato, non dico premiato, ma considerato. È un ragazzo giovane, ha preso la patente, faceva sport, studiava ingegneria e cose così. Insomma, che tutto sommato un trattamento sanzionatorio così grave come quello che ha prospettato non l'avvocato Gentile, che non prospettiamo noi di parte civile, ma che ha prospettato il pubblico ministero,
possa essergli evitato. E cercherò invece di spiegarvi perché invece no, perché il killer di Giulia va valorizzato proprio nell'atteggiamento, o anche molto nell'atteggiamento, perché le aggravanti sussistono tutte. La crudeltà, si diceva. Beh, allora sul punto la giurisprudenza si è impegnata molto in questi anni, anche solo per inquadrare il perché l'agire crudele va punito più severamente, cioè tanto severamente da mutare la qualità della pena, la specie della pena, cioè la reclusione all'ergastolo. Ed è arrivata a dire, a me piace ricordare questo passo, che questa aggravante si fonda sulla spiccata colpevolezza del soggetto agente. Sì, lo diceva il pubblico ministero prima, è soggettiva, cioè il soggetto è maggiormente rimproverabile perché risulta più efferato nella condotta, quindi in qualche modo poi c'è una trasmutazione, un trasporto nell'oggettività del fatto, cioè la volontà deve esserci, questa volontà eccedente di infliggere sofferenze aggiuntive e superflue rispetto a quanto strettamente necessario a causare l'evento avuto di mira. E dicevamo però che noi siamo pur sempre in un diritto penale del fatto e quindi occorre considerare che l'aggravio del trattamento sanzionatorio può anche non essere solo diciamo, accostato allo spietato agire della gente, ma anche intercettato nella brutalità dell'azione criminosa. Cioè l'autore deve essere malvagio, può essere malvagio e proprio perché è così malvagio compie un'azione malvagia, un fatto malvagio, che ci porta un risultato malvagio, che è quello che vediamo nell'autopsia. Non si punisce la gente solo perché è crudele, ma perché è efferato nell'attuazione di quella azione. Questo è un punto secondo me molto importante che nel nostro caso è lapalissiano. E questo quando accade? Accade quando il soggetto passivo subisce più sofferenza di quella che avrebbe dovuto subire, anche se è strano parlare in questo modo, ma insomma ci siamo capiti, dall'azione violenta che doveva portarla alla morte. Accade quando l'agente, il killer, si rappresenta che il soggetto passivo può subire dei pregiudizi eccessivi e tuttavia accetta anche solamente il rischio che essi si producano in questa forma. E questo è successo alla povera Giulia. Pensate che la Corte ci dice anche, poi torneremo sull'autopsia, perché ci sono dei passi molto importanti che dovete tenere presente. Questa è un'aggravante che si nutre, lo dice la Cassazione, dell'assenza di umana pietà del killer. E la cosa che sconcerta ancora di più è che quando parliamo di un omicidio e cerchiamo di inquadrare l'aggravante della crudeltà, se c'è o non c'è, è molto importante vedere anche in che rapporto si pongono la vittima e il carnefice. Questo ci torno tra un po', ma è diciamo collegato al discorso che ha anche fatto il pubblico ministero sulla quantità dei colpi. La vittima, nel nostro caso, percepisce, pensate, percepisce la quantità e la qualità dei colpi che riceve. È un drammatico intervento dell'avvocato della famiglia Cecchettin Stefano Vigani, che parla delle ultime ore della povera Giulia. Stefano Vigani, prima aveva parlato Nicodemo Gentile, avete visto il presidente della Corte Stefano Manduzio e il pubblico ministero Andrea Petroni poco fa ha chiesto il massimo della pena, il carcere a vita per Filippo Turetta. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
Alta tensione all'interno del centrodestra veneto in vista delle regionali. Vediamo. Ora che ci sia la possibilità di un ulteriore mandato al Presidente, nel senso che vengano tolti i limiti dei mandati, perché questo vorrebbe dire che i cittadini non sono maturi per poter decidere, quando in realtà lo dimostrano in tutte le elezioni, anche non andando a votare tante volte. Una soluzione per due, ovvero quella che metterebbe d'accordo le due anime leghiste venete, quella che segue il segretario Salvini e quella del governatore Zaia, che dal canto suo è sicuro che i veneti confermeranno il consenso al Carroccio indipendentemente dal candidato. Questa è una ragione solida e saprà, i cittadini hanno ben chiaro, diciamo, qual è stato anche il grande lavoro che abbiamo fatto noi in tutti questi anni. Dopodiché io non perdo un secondo per la di ste robe, nel senso che non è che perdo sonni, vado a riunioni, niente. Continuo a governare, a amministrare, perché i veneti si meritano un governatore a tempo pieno fino all'ultimo istante e non uno che perde tempo a parlare di politica. Politica che invece parla e come del prossimo presidente del Veneto, in un gioco delle parti e di rinnovo dei governi regionali, Lombardia in testa. E l'idea che la Lega scambi il Pirellone con Palazzo Balbi ha fatto insorgere l'ala zaiana e non solo, vista la presa di posizione di Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, e stando in discrezioni con Alberto Stefani, seconda punta del Carroccio per le regionali, non si sa ancora se del 2025 o addirittura del 2026. Tempi lunghi quindi, dove tutto, almeno secondo il segretario provinciale di Treviso, deve ancora accadere, a partire dall'indifferenza degli elettori. Manca un anno al voto e da qui all'autunno prossimo o alla primavera del 2026 sicuramente di tensioni ne vedremo parecchie, e comunque anche di trattative anche con gli altri partiti, perché comunque Fratelli d'Italia penserà di poter dire la sua, Forza Italia, lo ha detto anche il ministro Tajani ieri, vorrà dire assolutamente la sua. Il Veneto è la Lega, è stato la Lega, è la Lega tuttora, quindi la nostra la diremo sicuramente, però il dato vero è l'astensionismo, perché i cittadini hanno delle problematiche da risolvere e una politica litigiosa allontana i cittadini dalla politica e infastidisce. La serata è stata dedicata all'autonomia a Palazzo dei 300 a Treviso, la presentazione del libro di Luca Zaia, il nuovo libro sull'autonomia, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sono stato eletto nelle file di un partito che ha come simbolo il tricolore, si chiama Fratelli d'Italia, e ho una, come dire, posso dirlo chiaramente, ho votato e voterei di nuovo quando c'è stato il referendum per l'autonomia. Quindi o sono schizofrenico io, oppure c'è qualcuno che su queste concezioni ha barato e sta barando. Questa è la posizione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'autonomia differenziata, la legge Calderoli e la sentenza della Corte Costituzionale. Un tema diventato un libro e una serata al Palazzo di 300 con Luca Zaia, Presidente della Regione, motore del referendum che nel 2017 ha iniziato un percorso reso possibile dalla riforma costituzionale voluta dall'allora Presidente del Consiglio e segretario dei Democratici di Sinistra Massimo D'Alema. Una legge che la Suprema Corte ha confermato, bloccando di fatto il referendum innescato dalle regioni contrarie all'autonomia, ma contemporaneamente annunciando una serie di correttivi da approvare in sede parlamentare. Una sentenza salomonica che per molti esponenti politici ha evitato estremismi potenzialmente pericolosi, come accaduto negli anni 50 col tritolo sui tralicci per smuovere il percorso autonomistico dell'Alto Adige. Un pronunciamento importante per il Ministro della Giustizia, anche se allungherà di molto i tempi per l'attuazione. Secondo me l'autonomia arriverà dopo un iter parlamentare che è posto dalla sentenza della Corte Costituzionale, ma finché non leggiamo le motivazioni della sentenza possiamo soltanto dire che l'autonomia come concetto è stata salvata dalla sentenza della Corte perché l'ha dichiarata legittima, ma le dimensioni di questa legittimità nel momento in cui viene tradotta in normazione primaria, cioè in leggi dello Stato, è devoluta al Parlamento e quindi i tempi non li conosciamo. Ministro Carlo Nordio, e ieri sera il Presidente Zaia è stato ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa, sulla 9,
e ha parlato ancora del suo libro sull'autonomia e del futuro della Lega. Ha dribblato la domanda di Fabio Fazio riguardante il futuro della Lega dato il cedimento degli ultimi tempi e del futuro della segreteria. Torniamo al processo contro Filippo Turetta. Sta ancora parlando l'avvocato Tigani, sentiamo 2 minuti in diretta. Scaraventa la ragazza in auto e prosegue il piano criminoso. Minuti nei quali potrebbe pensarci, ripensarci, ravvedersi, ma non lo fa e così manifesta una capacità criminale straordinaria. Non la coltella in macchina, le mette lo scotch in bocca, insomma tutte le cose che abbiamo già sentito. Ma è vero che ogni omicidio rappresenta evidentemente l'esecuzione di un qualcosa di malvagio, di sbagliato, che va contro il bene, perché è teso a togliere la vita a un'altra persona. Ma noi non riteniamo che nell'agito di questo imputato sia molto di più, vi sia una volontà punitiva ulteriore che lui, anche senza accorgersene, ammette, lo dice, ce lo fa capire, ce lo capiamo. Se tu sei la causa del mio male, perché non vuoi ritornare con me, perché la tua vita sarà bella, la mia vita sarà brutta, devi morire. E questo è un motivo che dovrà essere tenuto in considerazione, signori giudici, anche per quello che riguarderà, e dopo ci arriviamo, l'applicazione dell'articolo 133, che tanto ci dice in poche parole. Però, quando dovrete valutare qual è l'elemento preponderante rispetto agli altri nella valutazione o meno della possibilità di un trattamento sanzionatorio che non sia quello chiesto dalla pubblica accusa, voi dovrete vedere quale, e lo dice la Cassazione, di questi elementi è preponderante. Se l'aver avuto il motorino a 18 anni, se aver fatto l'ingegnere o se aver agito per questi motivi e aver procurato questi danni. E questo era l'avvocato Stefano Tigani, difensore legale della famiglia Cecchettin, che si rivolgeva alla Corte, che dovrà decidere se condannare o meno Filippo Turetta all'ergastolo. Tutti i particolari di questa terza udienza del processo nei nostri telegiornali questa sera. Per ora è tutto, vi rimando all'appuntamento di Focus questa sera alle 21:15. Grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Andrea Basso, e buona giornata.